Questo è il torrone di ferro. A Napoli viene chiamato torrone di ferro perché è torrone di caramello roccia con mandorle, ma se viene fatto in un certo modo, diciamo che non viene proprio di ferro, ma viene friabile. Andiamo a vedere questa spettacolare lavorazione. Benvenuti nel mio angolo di pasticceria. Oggi facciamo il torrone di caramello, chiamato a Napoli anche torrone di ferro, ma io in questo video vi mostro come farlo croccante ma friabile e non veramente di ferro. Prima cosa andiamo a riscaldare le mandorle, non a tostare completamente, ma una riscaldata di 2-3 minuti a 200 gradi. Quindi mettiamo un pentolino sul fuoco dal fondo spesso e andiamo a sciogliere lo zucchero a fiamma diretta. Quindi mettiamo lo zucchero direttamente in un pentolino con poche gocce di limone che ci aiuteranno a non fare un caramello troppo scuro e mettiamo a fiamma media, non troppo forte, fin quando non si scioglie. Mettiamo le mandorle all'interno calde perché così non si ha lo shock termico che si va a indurire subito lo zucchero. Mettiamo aroma, cannella, possiamo mettere, io ho messo un cucchiaino di pisto e un pizzico di vaniglia, potete mettere anche cannella o altri aromi al posto del pisto. Quindi a questo punto è pronto. Uno degli errori da non fare è quello di mettere direttamente, come fanno tante altre persone che giustamente non lo sanno, direttamente il composto dal fuoco si mette in un recipiente, così cade tutto lo zucchero e non si va a amalgamare bene all'interno del torrone. Io uso un foglio di silicone, questo, che ci aiuta a mantecare bene lo zucchero e le mandorle affinché si immagazzini anche un po' di più aria all'interno dello zucchero e non è proprio roccioso che quando si va ad addentare è molto duro. Quindi mettiamo ancora il torrone bollente su un foglio di silicone o carta da forno. Io uso questo di silicone perché è molto maneggevole e utile. Andiamo a girare sempre fin quando non si raffredda quasi completamente il torrone. Facendo questo sistema andiamo a mettere lo zucchero e le mandorle insieme in tutte le parti del pezzo. Vedete, non va a cascare tutto lo zucchero in un solo lato o le mandorle viceversa. Quindi quando si sta quasi per raffreddare andiamo di mattarello e formiamo un pezzo a nostro piacimento, più o meno un quadrato, rettangolo. Prima che si raffredda totalmente in superficie mettiamo i confettini, potete anche non metterli a chi non piacciono. Quindi facciamo in modo che facciamo delle stecche dritte, le classiche stecche del torrone. Uno dei momenti più comici dell'anno era quando il mastro o mastro pasticcere, cioè il cavo pasticcere, andava a tagliare i pezzi di torrone di ferro e con il martello andava a spingere forte perché veramente era di ferro e spesso. E tutti noi pasticceri, ragazzi ovviamente, ridevamo perché era una scena molto comica. Una delle cose fondamentali per questo torrone è farlo molto sottile. Facendolo sottile si determina lo spessore e anche ovviamente quando si va ad addentare è molto friabile e sottile. Guardate che spettacolo! Giusto lo spessore della mandorla che è uno spessore ideale. Ecco, come vedete si va subito a spezzare.